purtroppo è molto provato dall'accaduto, oltre che fisicamente dai fendenti, anche psicologicamente. Lui anche in questa circostanza si è dimostrato un ragazzo di grande cuore, un vero e proprio eroe. Non ha dubbi sulla natura di quel gesto Eric Anzanello, amico del 36enne di Mota di Livenza, che a Bibione non ha esitato nemmeno un secondo a prendere le difese di una ragazza in difficoltà, schiaffeggiata in strada dal compagno, un 25enne residente nel Vicentino. Siamo in via Puccini, il 36enne mottense sta cenando con alcuni amici, tutti reduci da un motoraduno nella vicina Lignano. Nessuno si volta dall'altra parte, il gruppo raggiunge la coppia, ma il 25enne, anziché calmarsi, diventa una furia e colpisce in particolare il trevigiano. 5 fendenti non indifferenti, so che è stato colpito anche alla testa, su una mano, quindi una colluttazione rapida ma feroce, chiamiamola così. L'aggressore scappa per presentarsi dai carabinieri il giorno dopo, mentre il 36enne resta ferito, insanguinato in strada. A fare la differenza potrebbe essere stata la giubba da moto. Ti ha permesso di salvarsi la vita, anche perché un fendente mi sembra che lo ha raggiunto poco sotto il cuore, quindi l'epilogo poteva essere tragico. La mobilitazione ha riguardato anche il personale del locale dove i motociclisti stavano cenando, la pizzeria Bergamo. Anche qui nessuno si è tirato indietro, compreso il figlio della titolare. Sono arrivati sti ragazzi, avevano il sangue, li abbiamo recuperati, abbiamo cercato di tamponare, pensavo che fosse solo un piccolo taglio, che in effettiva non era piccolo, e l'ho portato in pronto soccorso. Solo in ospedale ci si rende conto pienamente che quelle 5 ferite, fortunatamente non letali, sono state provocate da un'arma da taglio. È stato miracolato, perché se non aveva qualcuno in più tra le parti, credo che ci sia stato molto di più di quello che era. Quando vedi una ragazza che dice smettila o che chiama aiuto, cosa fai? Guardi? A questo punto Anzanello, consigliere comunale a Mansuè, chiede per l'amico un riconoscimento pubblico. Un premio che sarebbe meritatissimo per il suo coraggio, perché ha messo a repentaglio la sua vita per salvare la vita di questa ragazza, o perlomeno il pericolo di vita.